Ciao amici, ben ritrovati. Finalmente siamo giunti al 20° episodio di questo Let's Play. Che dire degli episodi passati? Beh, possiamo subito dire che abbiamo sbagliato tutto fin dall'inizio. No, vabbè, lo dico un po' comicamente perché in effetti abbiamo commesso un grave errore iniziale, probabilmente che è stato quello di non entrare nel Sacro Romano Impero. Voi vi chiederete, ma perché con Venezia dovremmo entrare nel Sacro Romano Impero? Non è storico, non ha senso. Però è vero, però per qualche ragione eh, tutti i membri del Sacro Romano Impero, hanno 5 bonus incredibili. Cioè hanno meno 10% di costo tecnologico, in pratica una riduzione che è maggiore persino di quella data dalle idee innovative, che danno solo il meno 5%. Hanno meno 3 di rischi rivolta, quindi io ho un sacco di rischi di rivolta, ma con quel modificatore sarebbe ridotto al 3% ovunque. In più, meno 10% di costi di stabilità, che la pago in una maniera indegna, come vedete. Quindi sarebbe stato un bel risparmio, dato che ci manca sempre potere amministrativo. E in più ci avrebbe dato anche più prestigio, che vabbè non ci manca, e più reputazione diplomatica, che invece è molto utile. E quindi adesso non si può, perché per entrare bisogna avere, oltre alle buone relazioni con l'imperatore che noi abbiamo, bisogna essere più piccoli dall'imperatore, meno potenti, insomma, mentre la situazione ci vede leggermente più potenti dell'imperatore attuale. Quindi se volessimo, come vedete, aggiungere delle province che non facciano già parte dell'impero all'impero, non potremmo, perché ci dice la nostra nazione è troppo grande. Che svantaggio un po' strano. Quindi sì, questo è stato uno sbaglio, perché all'inizio, invece, essendo più o meno come l'Austria, ho visto che bastava liberare una provincia, e tipo come vassallo Creta, ad esempio, e l'Austria ci avrebbe ammessi nell'impero, e avremmo avuto fin dall'inizio questi vantaggi. E Venezia nell'impero, mai vista sta cosa, però. E invece adesso l'unico modo che avremmo per entrare nell'impero sarebbe eh, quello di farci eleggere imperatore. Naturalmente ciò è impossibile per una repubblica. Però credo che se invece fossimo una monarchia non sarebbe troppo difficile. Tra l'altro l'imperatore ha svariati vantaggi, tra cui uno utilissimo, che è quello di aver più 2 di relazioni diplomatiche. Insomma, se ad esempio formando l'Italia diventassimo una monarchia, prima di tutto non avremmo, se non all'inizio, problemi di rivolta, invece adesso ne abbiamo tantissimi a causa delle scontentezze della nobiltà, che non si sa perché sono scontenti, perché continuiamo a rieleggere lo stesso doge, quindi a confermarlo, quindi sono scontenti, non si sa bene. E quindi, come sapete, abbiamo i soliti problemi di rivolte nobiliari. Qui invece no, sono i nazionalisti. Comunque, sappiamo che diventare, formare l'Italia ci farebbe perdere le idee veneziane, che sono abbastanza, soprattutto le tradizioni veneziane sono buone perché ci danno efficienza di commercio. Però invece le idee italiane sono forse, anzi direi sono migliori di quelle veneziane, tranne un po' per il commercio, perché hanno solo, diciamo, una delle idee italiane riguarda il commercio, mentre Venezia ne ha tre, mi pare. Le tradizioni, queste due tradizioni riguardano il commercio, in più anche questa, come vedete, riguarda il commercio.
Però penso che sarà la cosa più opportuna quando potremo unificare l'Italia. Unificarla, diventare quindi una monarchia, il che ci consentirà di cercare di affermare il nostro potere sull'impero, che ci darà svariati benefici, e in più potremo anche magari cercare di annettere qualcuno vassalizzandolo, piuttosto che non annettere tutto, che ci sta costando davvero tantissimo in termini di potere amministrativo. Quindi dobbiamo... Non ci basta nemmeno avere un advisor 3 stelle come quest'arabo qui, Abdul Mecid Izzed. Ecco questo. E invece, riguardo la tecnologia, qui potremmo già prendere la prossima, però non ci serve al momento. Quindi pensavo di aspettare magari gennaio e vedere se riusciamo ad avere un bonus del 10% e risparmiare qualcosa. E anche questo sarà molto utile, perché tra poco dovremo dichiarare di nuovo guerra al Portogallo. Nello scorso episodio, beh, il Portogallo rompe sempre le balle con le sue colonie, ma la Spagna è unificata e quindi rappresenta sempre un maggiore pericolo per noi. Molto maggiore, molto pericolo. Molto maggiore, molto pericolo. Quindi avere un livello tecnologico buono ci sarà di grande aiuto. Questo è molto utile. Però dovremmo costruire più edifici base per farlo. Qui abbiamo una rivolta, quindi prima di tutto direi di pensare alla rivolta. Qui abbiamo anche da accorpare un po' l'esercito. Ci stiamo sempre riprendendo dalla situazione sì, di scarsa manodopera. Se riuscissimo a commerciare in cacao ci riprenderemmo più velocemente, però non riesco a capire, abbiamo solo l'1% in questo momento. Interessante. E un'altra cosa, sì. Per la Spagna appunto ho paura che inizi a diventare pericolosa anche lei. Però la Francia è sempre abbastanza potente, nonostante tutto quello che le abbiamo fatto subire come alleato. Invece quello che volevo dire è che forse penso che anziché Alessandria, questo mercante lo potremmo mandare nei Caraibi. È utile anche ad Alessandria, però nei Caraibi riusciremmo ad avere maggior controllo sulle risorse preziose del nuovo mondo. Quindi pensavo di mandarlo lì. Anzi, ce lo mandiamo proprio. Mandiamo sia le navi, le barche, ma sì. Barche. Brigantini. Ecco. Ora nei Caraibi, Ragusa va bene, nei Caraibi il commercio adesso è controllato dalla nostra colonia. Sto sbagliando quello. No. Caraibi. Allora, collezioniamo, vediamo se ci guadagniamo. Allora, qui abbiamo visto 34, guadagniamo. 34 e mezzo, va bene. Ci impiegherà un po' arrivare. Intanto comunque guadagniamo 20 ducati al mese, che sono una bella boccata d'ossigeno. Vediamo un po' che c'è qualche edificio utile. Ma sì. Scusa. Tanto il potere diplomatico l'abbiamo in abbondanza. Poi costruisco qualche fortezza ai confini qua. Ah beh, non troppe perché anche a Venezia, ma non troppe perché appunto c'è il rischio, cioè non voglio spendere troppo potere, voglio passare il livello tecnologico. Mercati, e questi non sono utilissimi, però il livello dopo è utile. Magari cerchiamo di farli nel nodo della Liguria. E poi qualche chiesa magari. No, la chiesa no, perché
Dobbiamo... Allora, questo potere io lo voglio usare. Allora, dobbiamo prima di tutto, cioè abbiamo due cose importanti a fare. Finire questo, soprattutto per il beneficio finale che ci darà, e anche per la tolleranza agli eretici. Però pensavo che dato che abbiamo così tanto potere diplomatico e dato che siamo così indietro nella tecnologia amministrativa, forse ci conviene fare due livelli di questa tecnologia. E... no, ne servono tre però. Per livello 10 è richiesto. Bella domanda allora. Non so se fare... Perché da un lato... Magari facciamo prima un livello, se non altro di quello. Perché da un lato siamo in grande difficoltà con le conversioni perché abbiamo perso l'inquisitore. Quindi passando di livello, ad esempio, guadagneremo uno di potere dei missionari. O anche... No, questo... insomma, non so bene cosa fare. Però penso magari di fare prima un livello di questo e poi al massimo vedere se riusciamo a fare tutti e tre i livelli, se no fare prima questi, insomma, perché a livello 10 sblocchiamo anche le idee che abbiamo già stabilito, quelle di espansione. Intanto questi voglio che recuperino il mio esercito. Abbiamo 3 cardinali in curie e anche 2 dei possibili successori, quindi sembra che siamo in una buona posizione. Vabbè, gli alleati sono anche questi in buona situazione. Dobbiamo solo sperare. Allora, dobbiamo fabbricare pretese su un'isola del Portogallo per tenerci pronti a dichiarare guerra. Vabbè che potremmo anche, in effetti, dato che sono alleati, vediamo quando finiscono questi trattati, queste tregue. Allora, manca poco più di un anno. Già. Voi siete in guerra con l'Inghilterra, vero? Sì, solite guerre con la Scozia che la Scozia rischia, però non si sa, magari invece distrugge l'Inghilterra. Sarebbe fantastico. Sì, perché pensavo potremmo anche non dichiarare guerra direttamente al Portogallo, ma dichiarare guerra alla Spagna. Non sarebbe male dichiarare guerra alla Spagna. Qui quanto ci impieghiamo a 2 anni? Perché se potremmo, dicevo, dichiarare guerra alla Spagna per prenderci Palermo, ad esempio. Però pensavo se... Sì, vabbè, possiamo farlo. Possiamo farlo. Perché no? Allora, chi sono i nostri rivali in questo momento? La Svizzera, appunto. Quando è che ci prendiamo la Lombardia? Gli ottomani. E anche la Giudea, appunto, è il nostro importantissimo obiettivo perché ci darebbe un missionario, dato che non vogliamo abbracciare la Controriforma. Però è una scelta difficile, no? Perché perdiamo due, vuol dire non avere due missionari e due di potere, di potenza dei missionari, di efficacia, insomma, come si può dire. Quindi, tra l'altro sono in guerra con gli ottomani. Vabbè. E avere la Giudea sarebbe un'ottima alternativa, però per avere la Giudea o l'attacchiamo direttamente,
Però ci servirebbe almeno cioè una scusa per la guerra, no? E noi non possiamo, non abbiamo scuse, giusto? Appunto. Invece Venezia ha una missione proprio di conquistare Cipro. Se riuscissi a trovarla, però dovrei prima conquistare la Lombardia per cambiare missione, a meno che non rinunci alla missione. Cos'è che ci dà questa missione? 5 prestigio, che non me ne faccio niente. Quasi quasi. Però alla fine in 5 anni magari lo conquisto. Quindi non ha senso nemmeno cambiare missione per aspettare poi 5 anni quella nuova. Che situazione. Vabbè, allora iniziamo a fabbricare pretese su Palermo. Perché no? E cioè, prima dobbiamo impostare. Togliamo per un po' gli ottomani magari. Mettiamo loro e mettiamo. Facciamo pretese su Palermo. Sarebbe anche bello prendere l'Andalusia come sempre. Ah, finisce. Vabbè. Questa scaderà. Ok, dai, possiamo partire. Possiamo partire. Ok. Bene, siete già pronti? Bravi. Siamo un po' carenti. Allora, qui dobbiamo tenere. Io direi. Chi togliamo? Questi tre. Voi. Dovremmo magari creare 2 armate di quelle dimensioni, cosa dite? E la combinazione mercenari, sì, è abbastanza buona dato che siamo, come sapete, la nazione più ricca del mondo, ma anche quella con poca manodopera in confronto ai rivali. La Francia e la Russia sono nettamente avanti a tutti. E anche la Spagna e il Commonwealth, Lituania e Polonia, non è che scherzi. Cioè, intanto cos'è? Ah, fermi! Cosa è successo? Hanno cambiato forma di governo. Ulm ha dichiarato indipendente. Abbiamo un nuovo cardinale. Quante cose? Ma vedete? E Ulm si è pure convertito a cattolico. Ui. 4 cardinali. E questo ci dà davvero dei benefici grandi perché ogni cardinale ci dà, come sapete, che benefici dà un cardinale? Qui non lo dice. Deve essere controllore, lo sappiamo che dà tanti benefici. Invece i cardinali danno, tra le altre cose, se non sbaglio, minor costo della tecnologia. Ognuno meno 1%. E in più. Non c'è scritto davvero? No, non dice niente. Earl Mayer. Molto veneziano come nome. Cerchiamo di bloccare chi? L'Austria. Appena abbiamo un po' di potere. Vabbè, comunque danno vari benefici, anche il prestigio, credo, magari anche il rischio rivolta. Il prestigio vabbè che non ci serve. No, rischio rivolta, insomma, vari benefici. Allora, siamo praticamente monopolizzatori completi della curia perché ne abbiamo 4 su 7. Pensate. Dai, fate fuori i ribelli. Ottimi, ottimi. Wow, li abbiamo proprio distrutti. Peccato che quando invece ci sono le armate nemiche non facciamo così. Vediamo un po' invece la flotta se sta arrivando nei Caraibi. Allora, com'è che stiamo andando qua? Abbiamo perso diversi 7 ducati, 6 ducati e mezzo abbiamo perso. Vediamo quanti ne guadagneremo nei Caraibi. Questa è la domanda.
Questa è la scommessa commerciale. Vedo che... Ah! Cambiata completamente la situazione. Abbiamo quasi... Avevo guardato prima e ne avevamo molto in meno di potere. Quindi immagino che commerciamo anche parecchio cacao adesso. No, aspetta, dov'è il commercio? Cacao 16%. Wow. Tabacco 34%. Insomma, commerciamo davvero molto. E questo nonostante non siano ancora arrivate le navi. E perché? Abbiamo tutti i modificatori più bassi, però... Ecco perché loro ci devono cedere, essendo nostri dipendenti, giustamente ricevono. Cioè, devono pagarci. Io penso però... Devono darci potere commerciale. Penso però che forse... Perché miglioro le relazioni con la Savoia? Meglio fabbricare una pretesa anche sul Portogallo nel caso non riusciamo a coinvolgerli nella guerra. Ho capito che sono alleati, però sapete, se qualcosa andasse storto dobbiamo tenerci pronti. Come si chiama questo? Curacao. Ecco, proprio. Fabbricate pretese su Curacao. Producete cacao? No. Zucchero. Voi? Tabacco. Non ci servono quei beni lì addirittura. Qual è il valore di commercio di questi prodotti? Ah, il prezzo base è 3, ma vale 9 il cacao adesso. Là non vale niente, come al solito. Il cotone è sotto il prezzo. Questo cos'è? Vediamo se qualcuno sta colonizzando. Ecco, qui ci sono degli inglesi, anche loro dovranno fare una pessima fine. Non meritano certamente di colonizzare l'America. Ok. Voi cosa fate? Ma sì, tornate a casa. I nostri missionari non hanno grandi speranze in questo momento. Appunto, nel frattempo potremmo anche cercare di prenderci la Lombardia noi. Perderemmo l'alleanza con Genova, che però ci interessa davvero in maniera molto relativa. Tra l'altro, se riuscissimo a precedere la Russia nella conquista di questa zona non mi dispiacerebbe. Proprio no. Però anche queste sono province sunnite. Allora io pensavo... No, stiamo un po' in pace, dai. Cerchiamo di frenare l'irresistibile impulso a distruggere tutti. Allora, ecco, adesso la flotta è arrivata. Vediamo quant'è che guadagniamo dal commercio. 28. Ah, non è ancora arrivata. È arrivata la flotta, ma non il... Perché non becco mai? No. Ecco qui. Ora controlliamo davvero buona parte dei commerci. Una cosa che possiamo fare, arriva tra 53 giorni, è un po' di navi. Di navi, perché... Allora, il nostro limite... Possiamo farne altre 13. Qui possiamo rimanere così. E in più, perché tanto prima di poter costruire le fregate, quant'è che ci impiega? A livello 15. Cioè, fra moltissimo. Quindi direi costruiamo un po' di caravelle. Allora, 2. Qui ci si impiega troppo. Allora, 3, 4, 5. No! Quindi 5, giusto? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Facciamo così 10, dai. Facciamone 10 per il momento.
Ma anzi, facciamone un po' di più, tanto. Chi è? Ottimo. Eh. Bene. Questo era proprio quello che desideravo. Commerciare. E questo è ottimo. Ah, tra l'altro ho scoperto una cosa, che con la patch... Vabbè. Questo non richiede più... Questo modificatore è diventato molto meno buono perché dà solo più 5% anziché più 20% che dava prima. E in più non richiede più avere un basso mercantilismo, quindi ho perso tanto mercantilismo perché non pensavo di poterlo aumentare molto, no? Con quegli eventi che ci hanno colpiti nel passato. Dov'è che è? Qui. Ho solo 13 adesso. Però invece era ottimo il mercantilismo. Però anche questo è ottimo. Allora, competizione per il commercio straniero. Insomma, sorgono competizioni per il commercio straniero. E ci dice che è molto regolamentato il commercio, ma i mercati non erano fissati. Quindi i mercanti cercavano di entrare in nuovi mercati per vendere nuovi beni e chiedono le tariffe per fermare i loro competitori. Ma io direi che sono tutte e due buone queste cose. Eh, Se le... Questo ci darà più soldi, questo invece più... Davvero... Va bene, abbiamo tantissimo però. È sempre utilissimo il potere tecnologico, insomma, i vari poteri qui, diplomatico, eccetera. E quindi penso che sceglierò per quello, dato che comunque in economia siamo perfetti, non abbiamo problemi, piuttosto è utile l'altro modificatore che comunque questo ci darebbe insomma più 2,5, quindi più 5% di potere nelle province che abbiamo, di potere mercantile, il che credo aumenti questi valori che derivano dalle province, no? Mm. No, non è male, non è affatto male, neanche quello. Speriamo che più avanti ci siano altri eventi che ce ne diano. Noi in questo momento scegliamo il potere diplomatico. Più avanti vedremo se optare per altre alternative. Credo che ci servirebbero delle flotte nuove. Qui potremmo riprendere a breve la colonizzazione. Appunto, vabbè, possiamo fare ancora... Ma io quasi quasi faccio altre 7 navi. Così. 1, 2, 3, dai, 4. Qui come mai? No, qui ci impiega tantissimo. 5, 6, 7. Così facciamo 30 a queste e poi ne facciamo 10 per Venezia. Non so se far guerra con la Svizzera. Potrei anche far guerra con la Svizzera. Nel frattempo che... No, dai, faccia recuperare un po' la manodopera che è così bassa. Stiamo un po' in pace, dai. Può essere una buona alternativa. Ahia, abbiamo perso un cardinale.
a favore del Commonwealth. Vabbè. Siamo comunque... La Spagna però ci minaccia un pochino. Anche il Commonwealth è potente. Sono nazioni abbastanza pericolose. Quindi noi cerchiamo subito di imporre la nostra supremazia. Di nuovo. Sì, mettiamo tutto quello che abbiamo. Qui abbiamo quasi finito. Speriamo di fare in fretta. Siamo primi in amministrativo e secondi in diplomatico. Invece in militare siamo solo 12esimi. Non siamo proprio i grandi soldati, vabbè. Beh, qui riunifichiamo a sto punto. Ma stiamo abbastanza tranquilli. Stiamo anche aspettando, come faceva notare qualcuno, l'evento che riguarda l'Inquisizione domenicana a Venezia, ma non ci sono notizie a riguardo. Vediamo il prossimo mese se abbiamo qualche sconticino. Allora, qui abbiamo perso il commercio sugli schiavi. Vabbè. Non era il più prestigioso, diciamo, tra quelli che avevamo. Qui stiamo convertendo. Come va qua? Prosegue abbastanza bene. Allora, voi andate un po' più in là. Abbiamo già scoperto una provincia. Allora, come va invece il nuovo commercio, che adesso è sicuro 40? Quindi abbiamo guadagnato un sacco di soldi con i Caraibi, eh? Guadagniamo parecchio ogni mese. Eccellente. Ecco, qui ci sono gli inglesi. Ecco, questi eventi sono i miei preferiti. La Chiesa mobilita la popolazione. Però adesso dovremmo anche... Io spero di avere quell'evento che ci dà la tradizione repubblicana, se no... Cioè, a breve potremmo andare a livelli davvero bassi. Per molti anni le nostre politiche hanno motivato una larga maggioranza della nostra popolazione a praticamente andare in chiesa doverosamente ogni settimana. Quindi l'establishment, cioè, sì, ok, l'establishment della chiesa ha mostrato la sua gratitudine per la nostra politica di supporto, facendo commenti appunto di supporto. Quindi guadagniamo 1 in stabilità. Queste sono le cose benefiche assurde del... Allora, voi andatemi qua. E dell'avere scelto le idee religiose. Allora, qui abbiamo ancora... Ottimo. Era proprio quello che volevo fare, scoprire anche le province terrestri in modo da poterle più presto colonizzare. Siamo secondi nel... Sempre la Francia prima, ma sono sicuro... Ecco, il capo. Questo lo dobbiamo ad ogni costo prendere. È già dentro il nostro range? Sì. Però prima dobbiamo sempre concentrarci su questi, perché troppi europei si stanno... Cioè i nostri rivali stanno cercando di monopolizzare la zona, il che non mi piace. Queste flotte neanche mi piacciono. Ci servirebbe probabilmente anche una flotta più corposa da mandare da quelle parti. Allora, vediamo un po'.
Sono pronte tutte le navi? Allora, voi andate qua, anche voi. Vi riunisco un po'. Allora, 11. Allora, 10 le mandiamo a Venezia. Così monopolizziamo proprio completamente Venezia. Sì, forse è anche inutile mandarne così tante a Venezia. Appunto, è inutile. Allora, sai cosa facciamo? Le mandiamo tutte. Allora, voi tutte Ragusa. Non c'è alternativa. Vediamo quanto ci trasferisce Ragusa in questo modo. Ho aumentato un po'. Ci servirebbe davvero qualche altro mercante adesso. Se riusciamo... Chi arriva? Un inquisitore. Però mica posso sparazzarmi di questo adesso. Quando lo perdiamo? Quando lo perdiamo? Se lo perdiamo. Ok, vediamo un po' se riusciamo. No, il bonus è sempre quello. Facciamo. Prendiamo questa. Bello. Una finestra un po' distrutta. Ci sono unità nuove? Non dice niente. Però penso ci siano. Perché non me lo dice? Questa non è una bella cosa. Non si è capito. Vabbè. Non va bene, però vabbè. Ma sì, dai. Unitevi un po'. Quante siete? 40 navi. Tutte Ragusa. Ragusa penso che avremo il potere praticamente assoluto sui commerci. No, non è vero. La Bosnia si ribella. Insomma, le solite situazioni. Maledetti. Fabbricato pretese su Palermo. Però noi siamo in tregua. E vabbè. Una guerra in più gli farà bene. Così gli toccherà pure ridare Tangeri. Secondo i miei migliori piani. Allora. Qui non ci sono novità, nessuno colonizza. Io ho anche paura della Spagna adesso. Magari unificata si concentrerà di più sulla colonizzazione. Allora, qui non abbiamo proprio alternative, era meglio farlo prima a questo punto. Però vabbè. Allora, possiamo costruire dei canali a questo punto. Cosa danno? Local Trade Power. Che non ci serve. E invece il Trade Value, che invece è buono. Qual è il Trade Value adesso? Valore di commercio, no? Trade Value. Beh, dipende dal valore dei vari prodotti. Quindi qui si potrebbero anche costruire manifatture. Vabbè, costruiamo questi due intanto. E i canali li possiamo fare un po' ovunque. Facciamoli dove è più vantaggioso. Quant'è che costa il 100, vero? Ok, la chiudiamo così.
Aie, Turingia protestante. Qui la situazione è più che mai interessante. Sempre contento per la loro sconfitta. Allora, io direi... Sì. Wow. Cambiato capitale. Questi sono ormai autosufficienti. Presto io direi che dovremmo anche conquistare la costa degli Aztechi qua. Prima che lo faccia qualcun altro. Io direi mandiamolo qua questo. Questi li mandiamo qua. No, chi? Ah sì, sono io. No, mi preoccupavo già che qualcun altro mi avesse preceduto. L'altra colonia come va? Quasi finito. Abbiamo... Ah, ok, abbiamo finito di fabbricare pretese su Palermo. Una bella guerra ai conquisti di Palermo potrebbe farci bene. Possiamo già pensare, ma pensate, a chi cercare di farci amico per poi più avanti convincerlo. Voi ci volete bene, ma sì. A votarci come imperatori più avanti quando unificheremo l'Italia, perché no? Qui stiamo ancora finendo di creare core. Va bene. Quasi quasi. Adesso è buono, sapete cosa sarebbe? Fare un po' di... Ma dov'è che abbiamo fatto le armerie noi, che non mi ricordo? Qua, solo qua. Va bene. Allora, forse non è meglio farne un'altra di armerie. Anzi, facciamo prima uno di questi. In Friuli. Però siamo senza soldi, quindi non posso fare quello che volevo. Ok, volevo reclutare nuovi uomini. Ho speso troppo. Allora, tu tornami indietro, perché in effetti, nella situazione attuale, questi non servono più, dai. Adesso si ribellano tutti. E pensavo... La Lombardia non ci dispiacerebbe prendere. No, vabbè, calma. Prendiamoci... Sai chi ci prendiamo? Potremmo prendere Nizza. Ah, non abbiamo diplomatici più. Ah, l'abbiamo mandato qua, giusto? Però in Svizzera possiamo appunto cambiare piano. Nizza, il rischio non è alto. Dato che anche questo è un alleato alla Spagna, potrebbe essere una buona idea. Così magari nella guerra ci potremmo prendere Nizza e Palermo, oltre alle colonie. E poi da Nizza la Provenza è vicina. Ma sì, proviamo a Nizza. Qui mi stavo dimenticando come al solito. Dei ribelli.
Ci vorrebbero, sapete quali ribelli? Quelli cattolici che convertano questi maledetti eretici prendendoli a calci nel sedere. Non sarebbe male. Ok, abbiamo tutti i casus belli necessari. Boom, dai, distruggetemi questi. Sono più potenti degli altri, eh? Perché? No, siamo semplicemente più sfortunati. Però per fortuna perdiamo mercenari che non sono questi. Allora, vediamo un po'. Pensavo... Ma sì, reclutatemi uno di questi. Allora, che livello siamo? Più che altro non... Vediamo, sì, sono sempre migliori questi. Perché non ho capito perché non mi è venuto il vessillo. Questo è un po' preoccupante. Livello 11 come noi, giusto? Ok. Al prossimo livello abbiamo un altro tipo di fanteria, tra l'altro. Che è? Tersio. E anche free shooter. Va bene. Qui hanno... non c'è più l'esercito. Ok. Io direi che qui... Ah. Sembrerebbe che gli inglesi siano messi piuttosto male. Ottimo. Io l'Inghilterra, se muore prima di nascere, sono contentissimo. Allora, questo qui invece lo facciamo a Messina, dai. Messina. No, non Messina. C'era anche l'Andalusia che era interessante. No, vabbè, facciamo prima Messina, dai. Come vanno le colonie portoghesi? Sono in espansione, quindi dobbiamo stare attenti. Qui non ci sono novità, vero? Questi chi sono? Ok. Bisogna stare attenti. Ok, io direi che tra poco gli dichiariamo guerra. Quando abbiamo anche magari l'esploratore a disposizione. Ok, questo è partito. Io pensavo che potremmo anche cercare di gestire... Eccoli. Per fortuna. Vabbè, voi vi aiutiamo, certo. Potremmo anche gestire 3 colonie alla volta ormai. Allora, tra un mese scade il trattato. Ecco, voi tra un mese siete già belli che... Ecco, non neanche un mese, è bastato pochissimo tempo per distruggervi. Ok, allora, appunto ormai la tregua è scaduta. Però non abbiamo... dobbiamo richiamarvi da qua. Direi che possiamo... Ah bene, abbiamo pure convertito. Questo è più che mai ottimo. Però qui iniziano ad essere un po' troppo lunghi i tempi. Vabbè. No, le Bermude mi fanno un po' paura, in effetti, perché... Beh, facciamo questo, dai. Ma no, deleghiamo tutto allo stato coloniale che ne nascerà. Facciamo la tribunia, dai. Però sono davvero lunghe le conversioni adesso.
Sono lentissimi gli inglesi, tanto qua. Non ci preoccupano troppo. Allora, anche col Portogallo la tregua è finita, vero? Voi con chi siete in guerra? Col Marocco? Anche voi? Vediamo. Allora, ecco la flotta è arrivata, ottimo. Come sono le flotte nemiche? Allora, Francia, la Spagna è abbastanza pericolosa. Il Portogallo non sembra. Dov'è il Portogallo? No, il Portogallo no, però la Spagna un po' sì. Allora, se io dichiaro... hanno sempre quei due alleati miserabili. Però in questo momento la Francia non è proprio nella condizione di aiutarmi nella maniera più spensierata possibile. Anche questo è vero. Potrei addirittura non chiamare l'Andalusia. Ho letto male la data. Ah, dicembre. Vabbè, però non ce la possiamo prendere. Potremmo appunto fare sta guerra di conquista di Palermo. Savoia, Navarra. E poi se non chiamiamo in aiuto la Francia, tutto sommato non è che ci perdiamo tanto. Dobbiamo fare presto. L'unica cosa chiara è che dobbiamo fare presto. Prima che riescano nei loro malefici stratagemmi di concludere, prima che riescano a concludere la colonizzazione. Oh, vede, qui l'Austria non scherza. Come cavoli fa ad averne tre? Intanto qui... chi sono questi? Cattolici grandi. Vabbè. Infatti la Francia non ci potrà aiutare in questa guerra, quindi è meglio tenerla neutrale, tanto non potranno attaccarci da terra e sul mare la flotta veneziana è notoriamente molto superiore. Quindi magari cerchiamo di colpirli mentre non se l'aspettano. Che abbiamo perso questo, ma non ci importa. Come siamo qui nella tecnologia? Siamo sempre un po' arretrati, vero? Ah no, siamo avanti. Ah, siamo avanti addirittura. Da arretrati che eravamo, siamo... Ok. No, perché volevo vedere se... No, penso possiamo tenere questo. Sì, sì. Costerebbe anche troppo l'altro. Volete lasciare completamente... mentre noi vi attacchiamo? Ottimo, ottimo. Lo trovo un'idea molto convincente. Allora, siamo completamente pronti? Completamente. Take Palermo, sì, prendiamo Palermo. Non so se chiamarla la Francia, magari la chiamo. Beh, iniziamo a dichiarargli guerra. Allora, vediamo chi interverrebbe al nostro fianco. Loro no. Voi no. Perché vi sentite... se vi sentite minacciati e non volete entrare al nostro fianco, noi quasi quasi vi chiamiamo al nostro fianco e poi vi salutiamo.
No, scherzo. Allora, vi possiamo chiamare, Hanno un esercito abbastanza piccolo, mi sembra, la Spagna. 38.000 uomini. Tutto sommato meno di noi. Vabbè che il nostro esercito è un po' sparso per tutto il mondo, quindi. Allora, voi attaccate subito. Ah, giusto, non. Come speravamo, li abbiamo ingaggiati. Portogallo e Savoia sono intervenuti. Ok. Quindi adesso possiamo davvero sbarcare. Potevo dividerlo in due. Vabbè. Qui facciamo comunque in tempo. Poveri disgraziati. Boom. Addio flotta spagnola. Qui chi è? Algeria e Tripoli sono in guerra. È ancora la grande guerra tra ottomani. Sì, è quella. Però mi sembra che gli ottomani stiano leggermente vincendo. Maledetti ottomani, dovrei proprio. Appena riesco a sistemare un po' gli affari religiosi, sistemo anche gli ottomani. Allora, ho un po' paura però. Questa flotta perché so che ci sono flotte spagnole un po' in tutte le regioni della terra. Quindi. No, vabbè, qui abbiamo anche le flotte amiche. Ok, ce l'abbiamo fatta per un pelo qua, come al solito. Ah, ottimo. Io il colonno lo manderei proprio qui a cambiare la cultura. Ecco, qui abbiamo una. Perché? Va bene. Un'unità a caso. Allora, voi in effetti potreste andare, ma non tutti. Andate. No, fate così. No, anzi. No. Andate voi. Voi pensate ai savoiardi. Ah, qui, bravi, bravi. Dovremmo anche andare a Malta in effetti. Ma sì, prendiamoci 2 COG. 2 navicelle. Tu tornatene indietro. Fai così. Volevo te. Allora, qui come va la situazione? Ecco la flotta. Ma scappano sti qua. Quella. Qui non dobbiamo interporre altro tempo. Quanto ci impiega? Troppo. Allora, quant'è che sale ogni. Allora, ogni anno questo mi sale di 83. Qui è un calcolo matematico interessantissimo perché questi sono più o meno 2/3 di un anno e 53 e 47 e circa i 2/3 di 83. Già. E quindi chi arriva prima? Avremo cultura portoghese in questa. Proprio quello che non volevo. Però mi sa che non.
A sto punto non so se mandarlo da qualche altra parte. Forse è più conveniente. E se dichiarassi guerra anche alla Norvegia? Chi mi... Ma sì, vi dichiaro guerra. Vabbè, calma però. Prima facciamo una cosa per volta. Allora. Adesso andiamo qua. Ecco. Come prima cosa. Allora, qui vuol dire che... Allora, facciamo un po' di conti. Vuol dire che ne guadagnano 6 al mese. 7 al mese. 7 per 12. Sì, 7 al mese. Qui passano... quanti mesi passano? 8 mesi. 7 per 8... 56. E quindi per un mese, praticamente, per 2 mesi, questa è cosa inutile. Quindi niente. Ah, chi vi sta mandando? Portogallo, maledetti. Allora, noi sai chi colonizziamo questi? Ma sì. Colonizziamo quelli. Però poi non possiamo convertire neanche questa. Le solite situazioni del cavolo. Vabbè, ma che ci importi convertirla, dai. Alla fine. Cioè, un po' ci importa, in realtà. Se non sapete cosa faccio, quando questo cioè oggi, lo richiamo e gli dico, quando voglio lo richiamo questo e gli dico di convertire questa, la cultura di questa. Allora, qui come sta andando, perché mi sono un po' perso. Sembra bene. Allora, adesso sistemiamo anche Malta. Allora, voi dove state scappando? Flotte... Dove sono le flotte spagnole? Vabbè, fanno le sceme. Sono le flotte idiote più che spagnole. Comunque qui stanno davvero esagerando. Fra poco i francesi conquistano l'Inghilterra. E... Ok. A voi ho chiesto il diritto d'accesso? No, ve lo chiedo ora. Wow. Allora, i rappresentanti hanno chiesto di mantenerlo. Bravi. Mantenetelo. Insomma, quanti casus belli ho contro costoro? Dal non averne. Adesso ne ho un sacco. Allora. Allora, forse ci conviene, a sto punto, dato che le flotte nemiche sono scomparse, saranno qua? Dove? Perché me le sono perse? Vabbè, facciamogli fare un giro, però magari due galee un po' distrutte le mandiamo a bloccare i porti. Ok. Voi andatemi a Malta, grazie. Ah, qui abbiamo la possibilità teoricamente di prendere questa. Però appunto prima prendo... Ho pensato... Ecco, bene. Ottimo. Una flotta portoghese qua. Com'è che non l'ho vista? E qui ci sono pure delle armate portoghesi. Quindi
Io gli chiedo al Marocco, perché non mi fai passare? Che distruggo le armate. No, non ce la faccio perché lo devo fare. Ho cambiato idea. Ecco, mi sono praticamente fatto distruggere. Esattamente. Vabbè, 2 galee, forse è meglio distruggere. Oh! Bene, l'evento che volevo. Bravi, Modena. 1 aprile. Un po' tardi l'1 aprile. Vabbè, ma è meglio. Non volevo quelle navi. Meglio le navi più avanzate. Stiamo costruendo canali, vero? Ok, ciao flotta portoghese. Perché non distruggiamo quella? Allora, mandiamo altre 2 galee a farsi distruggere, dai. Tanto io sti galee non le sopporto. Non valgono niente, sono pure, mi pare, passate come tecnologia. Ah no, non ancora, però lo saranno abbastanza presto. Preferisco di gran lunga le altre navi alle galee, insomma. Qui perché però ho lasciato? C'è qualche mercenario di qualità? No. Vabbè. Facciamo allora... Oh, eccolo qui il mercenario di qualità. No, anziché ne... Oh. Ecco, volevo far questo, quindi facciamo così. Nuovo modo di... Come... Ecco, così. L'anzichenecchi non ne vogliamo. Grazie. Ma sì, tanto non ci spaventa il fatto di dover stipendiare qualche unità in più. Ecco, questo non me ne ero accorto. Davvero ridicolo. Allora, io di flotte nemiche non ne vedo però. Ah, intanto possiamo fare questo. E questo lo facciamo. Soprattutto perché, esatto, questo ci è davvero d'aiuto. Questo no. Ok, facciamo così. C'è anche qualche altra possibilità qua? Questo fa davvero impressione. Però servirebbe un teologo di livello 3. Non l'abbiamo, vero? Appena lo abbiamo, cavoli, dovremmo farla quella cosa lì. Allora, qui abbiamo già le cog a bloccare. Ahia. Che simpatici. Ma voi tornatevene indietro invece. Oh. Questo mi piace molto. Allora, voi non fatemi più vedere però questi messaggi. Allora, questo non ci interessa, abbiamo detto. Adesso ve la vedrete con le mie navi. Ok, distruggeteli. No, però. Il 4 arrivano. Chi arriva prima? Maledetto. Com'è la situazione qua?
no, Adesso sapete cosa faccio? Ok, addio flotta nemica. Però c'è qualcosa che sto dimenticando di leggermente importante. Allora, questa volta facciamo in tempo, no? Sì. Quindi questo lo richiamiamo e lo mandiamo qua. Vai. Abbiamo un diplomatico, potremmo appunto fare guerra agli inglesi. Ma sì, potremmo anche fargliela in effetti. Allora, abbiamo quanti casus belli contro gli inglesi, abbiamo detto? Colonialismo. Moron. Questo è Moron. Ma no, questa? No, quindi anche se è ottimo il colonialismo, io devo prendere Turks Island. Vabbè, però questo qui ci dà più prestigio, quindi... Allora, vediamo la loro flotta. Non credo abbiano una flotta. Gliel'avrà già distrutta la Francia. Che bello vedere che l'Inghilterra non ha più una flotta, è una cosa meravigliosa. Ok. Chi non ci aiuta, non ci porta. Allora, dichiara guerra. Una bella guerra contro l'Inghilterra. Una di quelle guerre salutari contro gli inglesi. In effetti qui però dovevamo lasciare. Non si può andare? No. Allora, voi andate su questa, perché in effetti intanto qui ci potete andare? No. Una situazione un po' strana. Ok, qui c'è una flotta ancora. Boh, voi andate nel Mediterraneo, non so neanche cosa farvi fare. Vediamo se scappano. Ma siete proprio dei... La Bretagna, sai, mi fa una paura la Bretagna. Però tu mi vai dalla parte sbagliata. Vabbè, non hai neanche leader, vi distruggo come niente. Maledetti savoiardi, questa è la buona volta che vi distruggo. Che colpaccio. Ma avete un livello, sì, inferiore. Sembrava. Allora, qui appunto è il momento buono di costruire ancora qualche campo. E qui costruiamo, no, costruiamo qualche bella unità. Ok, voi siete distrutti. Allora, siete distrutti, ma questi lo lascio a Nizza. Ok. Qui andiamo di bene in meglio. Però questi non mi piacciono. Hanno pure un generale. E se dichiarassi guerra al Marocco? No, vabbè. Ok, 2 guerre alla volta vanno benissimo. Ah, che bravi. Guerre da te, che bravi. Ok. L'avete occupata voi per me. Io avrei preferito magari aspettare un attimo per occuparla, però. L'obiettivo però adesso è aver conquistato, com'è? Aver battuto il più delle volte noi gli inglesi. Non ci avevo pensato in effetti a questo
possibile problema. Ok. Adios. Ma sì. Voi fate così. Addio anche a voi. Non sei più leale. Come osi? Allora, a questo punto ok, Savoia, voi tornate indietro e stacchiamo solo quello che è necessario per portare avanti l'assedio, no? Tu non hai abilità, no? Sei proprio il leader senza abilità, come si... La Persia è diventato vassallo di Quaraquyonlu? Ma penso. Si scoprono sempre cose assurde. Allora, quindi qui abbiamo dei portoghesi, dove i portoghesi con ogni probabilità colonizzeranno anche qualcos'altro. Da buone tradizioni portoghesi. Ecco qui, intanto c'è una ribellione. Allora, noi ci prepariamo a rispondere alla ribellione. Allora, qui lasciamo. Ah mio Dio, ma che fortezze hanno da 3000 uomini? Vabbè, lasciamone ancora uno allora. Siamo in perdita. Ottimo. No! Quanto odio queste divisioni nel consiglio. Curacao. Ok, questa è una... ormai... Ottimo. Ok, siamo ritornati con stabilità positiva. Qui faremo in tempo, si pensa. Si crede che faremo in tempo. Allora, voi... Perché c'è sempre questo problema? No, Sbarcate. Ecco. Perché abbiamo un diplomatico intento a far nulla? Questa è una bella domanda. Migliora le relazioni con la Toscana. Allora, ho anche un'idea, guarda. No, vabbè. Come volete. Qui c'è una flotta spagnola molto interessante. Allora, però devo prima occupare anche Nizza, immagino. Intanto Casablanca e... per assurdo. Vabbè. Non si capisce niente. Però mi sa che invece loro stanno vincendo. Sai cosa faccio io? Tripoli si è arresa. Ma quante cose succedono? Ok, abbiamo convertito gli altri reduci. Chi convertiamo? La Craina, dai. Ah, giusto che lì siamo anche assediati. Ok, bravi. Allora adesso... Andate qui, dai. Dovremo... Vabbè, abbiamo tempo per bruciargli questa colonia. Eccoli qua. Malefici.
Vabbè che qui ci penseranno forse già. Questi feroci nativi. La Sardegna è di Genova, ok. Voi in effetti potreste già andare. No, forse più di una bloccata qui dobbiamo lasciarne metà perché c'è una flotta pericolosa. Cosa ci fate voi? Ah, ok. Ecco, ti pareva che non... Allora, questi ottomani si stanno espandendo, il che per me significa soltanto una cosa. Dobbiamo farli fuori. Una flotta spagnola. Vabbè. Il che significa un'altra cosa. Che dobbiamo attaccarla. Come va qua? Bene. Allora, pretese su Pisa, perché no? No, scherzo, c'è troppo rischio. Queste le abbiamo già fabbricate, pretese. Tu con chi sei alleata, scusa? Con un po' di gente. Va bene, va bene. Faremo in tempo? All'attacco, no? Eccoli qui. Ma dove mi andate? Aie, manno. Dov'è che andate? Qua, Malta Channel. Non scappiamo, eh? No. Ho sbagliato un po' di strategie. Ok. Vabbè, ci vuole un po' di rinnovamento alla flotta ogni tanto. Guarda chi si vede. Vabbè, adesso se ne pentiranno però. Allora, dobbiamo assicurarci che se ne pentiranno. Ok. Voi addio, ecco, bravo. Ecco, e voi anche. Ce ne sono di distrutte proprio. Ce n'è una distrutta. Le altre vadano in supporto. Perché non... Ecco, fai così. Anche tu. Ok, abbiamo fabbricato la pretesa su Nizza. Cerchiamo di rimigliorare le relazioni con la Sassonia, che però è eretica. Non c'è qualcuno di cattolico in questo impero? Sfasciato. Ah, ecco perché è diventato imperatore. Perché tu stesso. Però tu sei cattolico. Ma sì, noi cerchiamo di migliorare le relazioni con te. Sei un elettore e hai votato per te stesso.
da bravo lettore. Allora, quindi Ragusa. No. Allora, è così. Tu vai a ripararti. Ok. La situazione sembra molto calma. Dovrei, magari, far fuori quelle armate che si stanno dimostrando un po' fastidiose. Già. Quante relazioni diplomatiche ho? Penso tutte, no? Occupate. Già. Tutte. Poi ogni tanto perdiamo i cardinali, ogni tanto li riguadagniamo. Ma che bello. Quando è che riusciamo a... Che cos'è che hanno perso, scusate? Ok, Altmark ha ceduto Altmark. Quindi adesso ha praticamente perso la sua capitale. Ecco, un'altra patetica colonia inglese. No, vabbè, ma lasciamoli qua intanto. Ok, anche Messina. La pretesa è fabbricata. Adesso qui ci tocca. Ma ci tocca davvero? Ma sì, andiamo. Fatemi qualche reggimento, dai. Staccami ancora una bloccata, bravo. Ecco, finalmente Palermo è presa. Ah, giusto, un problema se prendiamo Nizza è quello del territorio illegale, solito. Vabbè, fa niente. Vedo che nonostante tutto non abbiamo problemi di... Ah bene, è arrivato il colono e penso che tra un mese saremo a posto. Non c'è più questa colonia. Interessante. La devono aver bruciata proprio. Nessuno ha vinto le battaglie necessarie. Dobbiamo far fuori gli inglesi in qualche battaglia, questo è chiaro ormai. Allora, e dove lo mandiamo invece? Mandiamolo qua, a Genova.
Maledizione. Mi riesco sempre a far imbrogliare. Vabbè. Sono presi la galea. Ok. Le Barbados non sono più nostre. Le abbiamo cedute alla colonia. Che cosa colonizziamo questa? No, facciamo il capo che... Ah, l'avevamo già fatto il capo. Ottimo. E allora dove colonizziamo? Ora stiamo colonizzando questo e basta. Ma facciamo questo. Voi che idea avete? Fatemi capire. Colonia? Avete fatto una coloniale? Ti posso richiamare? No. Vabbè. Mi dispiace. No, se no in effetti potevano lasciare fare a loro. Vabbè che non sono molto confidente in loro. Oh, bene, abbiamo ingaggiato quei nemici patetici. Addio. Cavoli, che tempismo. Ok, addio. E adesso dove vi mandiamo? Ma voi quanti siete, maledetti? Qui mi sono dimenticato qualcuno però. Già. Speriamo di fare in tempo. Ho il 50% di possibilità. 50%. Ecco. Notoriamente vengo distrutto, va bene. Va bene, va bene. Va bene così. Ecco. Il genio. Sì, proprio il giorno dopo devo arrivare, no? È normalissimo, io arrivo sono quello che arriva il giorno dopo. E che faccio? Provo l'assalto. Proviamo. No, pessima idea. No, no, no. Ecco, perdo tutti gli uomini. No, ce l'ho fatta, va bene. Ho perso un altro cardinale. Aie. E la situazione così si sta ribaltando. Va bene. Qui abbiamo pure una ribellione. Soliti nazionalisti. Allora, com'è la situazione? Oh, bene, Messina. Vabbè, questi li lasciamo qua. E facciamo una sosticina a Messina. Questi dove vanno? Non si sa esattamente. Mio Dio. Ok, il Piemonte. Non c'è più. Pure questi li abbiamo conquistati. Va bene. Allora, quanto ci costerebbe? Buona domanda. Penso parecchio. Non ci cederanno mai Palermo, mi sa. Ma noi abbiamo tempo. Ah, qui... I nostri alleati non
Non aspettano noi. Attaccano senza indugi. Un po' difficile gestire tutto una zona così ampia. Avignone non è... vabbè. Non mi importa molto di Avignone. Ok. Allora, dov'è il nostro leader? Grazie. Cosa facciamo? È fuori i ribelli prima? Proviamoci. Ecco le lezioni, bene. Ti prego amministrativo, no, diplomatico, vabbè. Abbiamo perso un altro cardinale, ma... com'è che sono così veloci adesso a prendersi i cardinali sti qua? Troppo veloci. Intanto la Danimarca cede alla Svezia, vabbè, non mi importa. Facciamo subito fuori questi nemici. A meno che ci facciano fuori loro. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Anche Cuneo è caduta. Qui però non possiamo più. Allora io direi facciamo qualche nave da trasporto. 5. No, quanto ne abbiamo fatte? Ok, dai, possono bastare. No, però... chi lasciamo a casa a sto punto? Questa è la domanda. Magari questi, Vediamo se riusciamo a farli riparare un po'. Sì, aspettiamo qualche giorno. Pure Malta. E va bene. Ok. Nizza ormai qui il Piemonte è distrutto. Magari faccio già pace col Piemonte. Wow. Vado a distruggere magari quei simpatici inglesi.
Cavoli, ho sbagliato casus belli però, contro gli inglesi. Qui non si procede perché non ho vinto battaglie. Allora andiamo a distruggere le armate inglesi, va? Chi è? Futailon? Vabbè, non mi importa. Qui siamo sempre nella solita situazione. E tu che cavoli fai adesso? Beh, anche tu a Ragusa. Dov'è la mia flotta? Scomparsa? Completamente. Perché non ingaggi mai le flotte nemiche? Allora, maledetti, perché... Fammi fuori questa flotta che davvero ho stufato. Addio. Basta che ci fate un po' di attenzione e le fate fuori ste flotte, no? Ecco, bene. Allora, vediamo un po' di far pace con la Savoia, Piemonte, quello che è. Nizza mi piace come offerta. Qualche soldino mi ha sempre fatto piacere. Trasferitemi pure anche potere commerciale, non mi dispiace. No. Dovrei mettervi come rivali. Bah, non so se convenga, ma lo farò. Qui siamo avanti di 2 anni. Va bene, qui unitevi. E invece questi la farebbero, ci darebbero Palermo. Oh sì che ce la darebbero. Ci darebbero proprio tutto, a dir la verità. Quindi potrei prendermi Nizza e la Sicilia. Cosa ne dite? Nizza e la Sicilia. Iniziamo a prenderci Nizza. E poi con chi dovreste... Io direi... Boemia. Basta Boemia, non voglio trattati con la Boemia. E anche con la Spagna lo tolgo. No, perché ho paura che poi la Francia ne approfitti. Allora, togliamo un attimo il Portogallo, mettiamoci la Savoia allora come rivale, così spendiamo anche molto di meno. Però non ha... Perché? La Francia non ci vorrà benissimo per questo. Ma soprattutto Modena, Savoia, Toscana, Austria. Vediamo un po'. Vabbè, abbiamo delle discrete relazioni con loro. Ci prendiamo Nizza, dai. Ok. Vediamo se è migliorata un po' la situazione. No, la nostra tradizione fa sempre. Ma quanto ci impiegate voi invece?
sono invece degli spagnoli abbastanza determinati, che non mi piacciono per niente. Ok, ecco una cosa, forse qui sarebbe meglio mandarci qualcuno. Chi c'è? Brandeburgo, ci volete bene? No, siete anche protestanti. Un arcivescovo. Colonia. Un altro arcivescovo, Boemia. Treviri. Tutti arcivescovi. Vabbè, facciamo Mainz, dai. Miglioriamo le relazioni con voi. Ah! Questo è nostro. Io pensavo fosse il nostro secondo, invece. Come mai prima non avevamo il 20%? È diminuito? Non si sa perché. Ah, perché certo abbiamo fatto pace. Per quello. Allora, qui stiamo perdendo la flotta, no? Siamo ancora salvi? Allora, facciamo così, dai. Sbarcatemi da queste parti. Il 20 marzo arrivate, cioè non arrivate mai in pratica. Allora, richiamiamo sto diplomatico da Genova. Oh, bene. Si sono presi 2 province. No, sono contento che sia così equilibrata la situazione. Voi non ci aiutereste più, immagino. Noi miglioriamo le relazioni con voi, dai. Ah. Allora, vabbè, la Francia è la meno pericolosa, forse, al momento. Perché non ha cardinali nella curia. Allora, fammi fuori un po' queste armate nemiche, perché... Allora, però potrei anche far così, in effetti. No, non posso, allora. Vediamo chi arriva prima, 14, bravi. Arriviamo prima noi e voi non avete scampo. Vai! Non siete deboli, eh? Siete più tecnologici noi. Sì, però non vi è servito molto. Tra l'altro in questo modo abbiamo vinto più battaglie. Ecco, questo era quello che volevo. Cosa ci fate a Malta? Questo non
ci voleva invece. Ok. Non possiamo farci molto. Speriamo che essendo in difesa noi non abbiamo speranze, cavoli. Allora, forse però riusciamo a ritirare le truppe. Abbiamo qualche miserabile possibilità. Accidenti, ci hanno colto di sorpresa qua. Rischiamo di perdere. Accidenti. Se arrivassero in tempo, ma non arrivano, mi sa. E tra l'altro il morale poi ci aiuta tantissimo. Ah, ecco. No! È vero, ci sono... Ah, fermi! Ci sono le navi nemiche. No, ce l'hanno quasi fatta, peccato. Ok. Poi ho dimenticato il piccolo particolare delle navi. E quindi? Morti. Devo far fuori un po' di eserciti spagnoli. Ho capito. Praticamente volevo subito distruggerla quella cog. Vabbè. Tra l'altro c'era anche qui una cog, perché non l'ho mandata? Tra l'altro... Però ci sono queste. Ma proviamo l'impossibile. No, ma non arriveranno mai in tempo. Boh, resistete ragazzi, anche se è impossibile. No, non resistono. Qui ho scoperto un piccolo lembo di terra. Accidentazzo. Dai che ce la faccia! No. Per un giorno, ma vedi, ma perché ho sto culo qui? Per un giorno non ce l'ho fatta. Vabbè, lasciamo perdere. Non abbiamo perso niente di così grave. Ragusa. Ok. Allora, qui invece come va? Ma non ci sono grandi cambiamenti. Dovremo solo aspettare che il tempo faccia il suo corso e che accettino, insomma, le condizioni di pace che gli imponiamo. Oh mio Dio. Il Marocco si è arreso. Peccato. Naval Conscription. Cos'è? Le difficoltà nel comando del mare, nel dominare il mare, portarono diversi cambiamenti. Fino al 1545 insomma, penso i marinai nelle galee erano marinai, come si dice? Marinai liberi di
volontari che erano stipendiati, esatto. Erano originariamente veneziani, ma poi anche dalmati, cretesi e greci parteciparono in gran numero. A causa delle difficoltà nel reclutare sufficiente, insomma, personale, Venezia è dovuta ricorrere alla coscrizione. Cioè, legando, cioè incatenando questi galeotti, questi, come si dice? Sì, i marinai, insomma, i rematori, alle banchine, alle... sì, potrebbe essere. No, no, come si dice? Insomma, penso a... insomma, li hanno incatenati sopra le navi, come altre marine avevano già fatto. Cristoforo da Canal fu il primo veneziano a comandare una galea di questo genere. Cosa dobbiamo fare? Implementare questa coscrizione oppure questo è contro la Repubblica? Ma ci darebbe più... Ma io credo che sia meglio guadagnare stabilità. Molto meglio. Già. Quindi mi dispiace, ragazzi. No, meglio, no? Non incateneremo i nostri marinai, è contro la Repubblica. Ecco, questi ci stanno attaccando praticamente. E noi li accoglieremo nel migliore dei modi. E però in questo modo adesso... Allora... Andiamo a recuperare sto esercito, perché... E se vado qua a farmi aggiustare un attimo, grazie. Ok. Dammi qua. Io direi... Ok. Riprendiamoci il cardinale per quel breve periodo in cui c'è possibile. Sperando che magari entri nella curia proprio adesso. La situazione alla curia si è proprio ribaltata di colpo, accidenti. Cavoli, qui hanno... tutto l'esercito francese si trova qui. È in guerra con la Norvegia. Questi chi sono? Ribelli, rivoluzionari addirittura. Va bene. Allora. Ma qui la situazione va abbastanza bene. Vendita dei titoli. Wow. E che facciamo adesso? Ancora stabilità? Perché no? Tutti questi buoni eventi di colpo non è che mi dispiace. Beh, questo lo sapete, vendita dei titoli. Mio signore, uno dei nostri consiglieri ha suggerito di vendere i titoli nobiliari a chiunque possa pagarli. Questo porterà molti soldi, ma insomma degraderà l'idea di nobiltà e forse potrebbe come si dice, far arrabbiare le famiglie aristocratiche. Il denaro è segno, l'oro è segno di nobiltà, oppure la nobiltà non può essere venduta. 307 ducati, ma siamo così ricchi. Io direi di puntare sulla stabilità. Perché no? Stabilità. Sì, stabilità, dai. La nobiltà non si può vendere. Proprio deve dirlo Venezia, una roba del genere. Ha dato sempre un buon esempio. Ah! Maledetti. No, questo non va bene. Allora, che facciamo? Vi richiamiamo un attimo.
no, no, scusate, mi serve un attimo l'accesso militare, così vado a sistemare. Ecco, bene, facciamo fuori queste due navi, grazie, per favore. Ne sono pure presa una. Qui possiamo già... Però siamo avanti tempo, 2 anni, non è il caso forse. Sono un po' malefici quei, un po' come si dice, feroci, quei nativi. Beh, qui ok che saremo meno avanzati e tutto, ma... Si sono presi anche l'isola. Grandissimi. Ma siete gli scozzesi voi? Grandi. Mi stanno limitando tantissimo gli inglesi, il che è fantastico, è davvero fantastico. Ma... Cavoli, siete straevoluti invece voi, no? Avete solo un generale mio... Oh mio Dio, che generale, ecco perché stavo... Rischio di perdere. Dai, fammelo fuori. Monarchia amministrativa la Toscana. E da quando? Ok, li abbiamo fatti fuori. Dove andate voi? Ma siete impazziti? Vabbè, meglio così. Qui mi stavo... Anzi, mi sono dimenticato proprio. Senza stavo, proprio mi sono dimenticato. Però, per fortuna non troppo a lungo. Facciamo fuori questi spagnoli. Forse l'Inghilterra farebbe già pace. Come va qua? Producete zucchero. Voi? Non si sa. Ci chiedono di conservarlo, vogliono proprio bene. E noi lo conserviamo. Pronti? Alla distruzione dell'esercito spagnolo. Però dovete andarci per distruggerla. Ok. Ok, l'abbiamo distrutto. Bravi. L'avete distrutto. In effetti qui cosa ci offrite, ragazzi? Esatto, quello che vi chiedevamo. Allora, vediamo un po'. Facciamo quindi già pace con voi? Ma sì, facciamo pace. Non ci potete cedere altro. Magari... No. Non possiamo annullare le vostre pretese sulle Bermuda? No, non possiamo. Vabbè. Se non possiamo, non possiamo. Niente da dire. Non so perché non possiamo, però... Che vuoi farci?
Facciamo qualche edificio. E ancora qualche unità. Anzi, sto cercando di potenziare un po' l'esercito. Credo che comunque manchi molto al limite. Appunto. Questi chi sono? Reazionari del Marocco. Perché si stanno occidentalizzando? Mi pare. Però avranno dei grossi problemi a farlo. Allora, io direi... No, ho cambiato idea. Non riusciamo a far pace anche con voi. Allora, Messina... Ma che cosa vi stiamo chiedendo? Ah, è più difficile a Messina. Vabbè, dovremmo solo aspettare un tantino. Cioè, abbiamo 14? Ah, se ne stanno tutti tranquilli. Ottimo. Fantastico, ottimo. Io quasi quasi... Voi cosa state facendo? Boh, non lo sa nessuno. Su un prodotto utile. Producono un prodotto utile. Non c'è rischio rivolta. Qui producono anche oro. Più avanti si potrebbe anche pensare di espanderci in quelle zone. Allora, questa è la divisione giusta. Ma stanno convertendo però sti qua. E a che punto sono? Wow, già al 40. L'hanno appena preso e sono già al 40. Ma perché voi siete così veloci a convertire? Sono spagnoli, chissà che modificatori hanno. Vabbè, allora facciamo così. Tu stai qua. Vediamo chi vince qua. Avorio. Ottimo. E voi? Fantastici, siete fantastici. Qui i missionari stanno avendo successo. In effetti vorrei fare il pace il prima possibile. Perché? Così non spreco tempo. Quella. Tutte queste rivolte non mi piacciono. Tutte d'un colpo tra l'altro. Vabbè, sì. Servono delle flotte. Ok. Brandeburgo. Ma hanno un re. No, io direi meglio
Loro invece ci vorrebbero anche bene. Preferisco ingraziarmi e i cattolici. Voi siete cattolici? Sì. Stiamo già migliorando però le relazioni. Ok. Questo non mi piace. Qui quanto costa? 20. Ma forse mi conviene. Però anche qui siamo stra avanti. No, prendiamo prima le idee forse. Meglio così. Pare. Ecco, ti pareva che l'Istria non diventasse riformata. Io spendo tutto per avere dei missionari e poi guarda cosa mi tocca vedere. Province. Qui chi è? Non sono inglesi, vero? Potrebbero. Vinciamo il 19. Già. Stiamo molto vincendo. C'è questo? All'eresia, sì. Ci importa molto l'eresia, devo dire. È senz'altro il motivo per cui abbiamo fatto questa guerra. Senza dubbio. Però voi, Chi c'è qua? La Tunisia anche. Potremmo anche tentare l'attacco. Zeloti protestanti, ma... E voi chi siete? Nazionalisti. Non c'è qualche zelote cattolico in giro, no? Però il rischio di rivolta, voglio dire, con questa stabilità pensavo si abbassasse un po'. Invece no. Voi? No, se ne stanno fermi anche loro. E non si è capito bene invece gli spagnoli dove sono finiti. Scomparsi pure loro. Qui non posso lasciare di certo un blocco perché... Ah, eccoli dove sono gli spagnoli. Ben rifugiati. Tutti sti cambiamenti nei governi. Mainz. Ok, arrivati. Adesso li distruggiamo per bene. Appunto direi di prendere questi. Però... Ma l'unica cosa è che... Vabbè, non c'è fretta di prenderli. Perché devo anche integrare. Sapete. Non vorrei essere preso in controtempo. Allora,
Mio Dio. C'è qualche mercenario di troppo, forse? Questi qui invece stanno facendo il giro del mondo per tornare in Spagna, molto intelligentemente. Allora, Niccolò Fuscolo. Lo togliamo un attimo. E lo diamo a questa piccola flotta, in modo che si capisca qualcosa in più. Prima di far pace con l'Inghilterra, appunto, preferirei. Però io mi sto dimenticando di una cosa abbastanza importante. Cavoli, abbastanza importantissima, volevo dire. Allora, tu vammi qua, voi andatemi qua. Se quelli hanno successo. Allora, qui Brescia. Local manpower. Ma direi che tanto di potere locale ne abbiamo già tantissimo. Vabbè che non è male averne un po' di più. Ne avremmo quanti più? 10 in più. Però, voglio dire, ne abbiamo già 130. Se lo tassiamo, local tax modifier 10%. Vabbè, il 10%. Non è tanto. Magari un... vabbè. Qual è il... Neanche questo sarà tanto utile perché ce ne dà. Perché i beni prodotti... Oh, intolleranza. Quindi pure... Insomma, non ha niente sta provincia. Facciamo così. Questo è quello che ci dà in un anno. Per quanto dura sto? Per 10 anni. Quindi... Ma guadagno tipo 100 uomini, allora vabbè, facciamo questo. Ci dà più 10. Almeno abbiamo un po' di aumento qua. È stato anche un buon aumento. Vediamo se riesco a combinare qualcosa prima che quegli astuti ribelli combinino uno dei loro misfatti. Non abbiate successo, perché se avete successo. Ok, speriamo di non dover aspettare un altro mese. Qui un altro esercito inutile, ok. Io direi che questo lo possiamo richiamare. Ok. Ok, ci siamo salvati anche questa volta. Dai, ottimo. Ok, una conversione ha avuto successo. Andiamo avanti. Anzi, voi andatemi di qua, dai. Me li avete già fatti scappare. Ah, no. Però non si capisce bene cosa è successo. Allora. Zucchero, va bene.
Com'è che abbiamo perso di colpo? Ecco. Perché dovete perdere le battaglie? Ma siete proprio dei... Allora, qui non ci si capisce niente, quindi... Vabbè, non si capisce niente proprio. Allora, vediamo di capire invece sti spagnoli se ci cedono. Non ancora. E beh, però adesso li abbiamo inchiodati. Evangelisti, ma siamo fortunatissimi. Gli evangelisti, insomma, è l'espansione della nostra fede. Fa in modo che sempre più persone si convertano. Va bene, va bene. Abbiamo il massimo della stabilità. Mai vista la cosa in tutta la partita. Ok. Li abbiamo sistemati, come si suol dire. Allora. Vediamo di capire chi c'è qua. Palermo. Ecco, questi sono tornati a Palermo. Ma penso che ormai possiamo far pace. Esattamente. Quindi facciamola. No, no, cosa sto dicendo? Dobbiamo prima prenderci le loro colonie. Ci siamo dimenticati. E non hanno problemi con... Siete sempre fortunati. Va bene, Tangeri. È già cattolico, ma hanno una velocità incredibile. Ok, Ceuta, ottimo. A questo punto... Che è il mio, dai. Ottimo. Ma sì. Qui abbiamo... Beh, non credo sarà un problema. Non credo proprio. No, infatti. Qui quando arrivate va bene. Proviamo a migliorare le relazioni con voi. Allora, siete in una coalizione contro di noi voi? Sì, vabbè. Non è una cosa così preoccupante. Invece voi maledetti ci avete distrutto una nave. Vabbè. Niente di così grave neanche questo. Tra l'altro ho mandato apposta. Eccoli qua. Hai visto? Sti inglesi producono tra l'altro cacao qua. Molto ottimo. Il cacao. Mi piace.
E se gli chiedessi... No, ho già mandati qua. Qui chi si... Ah, ok. Solite coalizioni. Un'altra nave. In effetti qui dovremmo ripretendere le province. Siamo un po' in ritardo. Allora, però il fatto che noi abbiamo già 3 colonie, giusto? Volevo integrare pure le altre 2, no? Chi sono? Ah, contadini, va bene. Però non posso integrarle mentre sono ancora piccole, perché se no spendo una cosa davvero esorbitante. Per fortuna mi sono accorto di quello che accadeva. Va bene. Chi si offende? Nessuno. Mi conviene farlo pacificamente a sto punto. No, questo non lo farebbero mai. L'Inghilterra è sempre più ridimensionata. Qui un po' mi piacerebbe far fuori questo esercito. Potrei anche farlo fuori. Allora, ricreiamo però le pretese. No, non ancora. Abbiamo un po' di obiettivi prima di quello, in effetti. Allora, quant'è che ci manca a fare queste? Questo poco. Quell'altra dov'è? Questa molto, questa moltissimo. Io direi che potremmo al massimo tenerne 2, cioè una in più rispetto a quello. Invece qui sono 3. Quindi dobbiamo far durare la guerra di più. Già. Vabbè, andiamo avanti. Ah sì? Adesso gli ottomani si preparano ad attaccarci contro ogni previsione. Vabbè, però direi che forse questo episodio si può dire concluso. Intanto qui, senza che noi ce ne accorgessimo, la Russia sta conquistando il nostro alleato, che tra l'altro non ci chiede nemmeno aiuto, da intelligentone che è. Perché non ci ha chiesto aiuto? È lui che ha dichiarato guerra? Sì. All'ordine livoniano. Speriamo che... No, ma tra l'altro è il...
Danimarca. Ah, ok, quindi la Russia non prende niente, vero? Perché la guerra è tra la Danimarca. Ecco, è l'ordine livoniano che ha dichiarato guerra alla Danimarca. Quindi si spera che la Russia... Ecco perché non mi ha chiamato. La Danimarca... Ma è abbastanza potente rispetto a quello che dovrebbe. Però questo leader mi preoccupa un po'. Lo vediamo un po'. Dove mandiamo come al solito i nostri? Allora, tu sei cattolico, bravo. Tu no, tu sì. Tu sì. Ah, mandiamolo qua, dai. Cercherò di basare il mio consenso ipotetico futuro sugli elettori cattolici. Qui, dato che la guerra sembra debba durare, quant'è il limite? Un po'. Dov'è la flotta? Allora, com'è che non la vedo? Ah, è qui. Cosa ci fai lì? Mhm. Dichiarato guerra a Liegi. Così. Proprio. Vabbè, l'imperatore non si trova proprio nella situazione migliore per poter aiutare Liegi contro la Francia, no? Aie, questo non è un buon evento. Vabbè, abbiamo tutto il prestigio necessario per ignorarlo, però. Ok, all'attacco, dai. Ce la faremo? Vai! Non siamo partiti bene. Nonostante questo... Cavoli, per fortuna c'è lui. Questa forse non era l'idea migliore. Wow. Beh, ma è la fortuna qua. No, non è più la fortuna. Che idea avete voi, maledetti? Defensive, ecco perché. Devono avere molto più morale di noi, grazie a quell'idea. Già. Infatti siamo rovinati. Vabbè, ma non ne hanno tanto in teoria di più di noi. Ecco. Ma è assurdo che vinca loro, dai. Ok. Abbiamo perso in maniera obbrobriosa. C'è qualche mercenario un po' più... Tutti lanzichenecchi. No, ce n'è anche uno di questi. Quindi teniamo lui. Dove mi vai? Fino in Lazio? Ma siamo davvero da far pena così. Mio Dio. Ma perché non posso trovare quelli giusti? Questo è ridicolo. Mi piace sto gioco. La la la. Ci hanno fatti fuori. Quante che abbiamo perso anche di questa battaglia? Boh, non molto. Non sembra almeno. No, non c'è più. Possibilità finita. Allora, direi reclutiamo di nuovo qualche cannone.
E anche però qualche unità di fanteria a sto punto. Situazione stranissima. Qui intanto sì, siamo sempre gli unici a competere. Aie, l'hanno proprio cancellato. Non mi piace questa loro strategia. Soprattutto perché produceva cacao. Vabbè che commerciamo già in cacao, no? Però sembra più raro delle altre, almeno. Ha dato questa impressione. Qui siamo quasi pronti. Ah, tra poco allora possiamo far pace, forse. Allora dobbiamo, a sto punto... No, però dobbiamo aspettare comunque perché... Cavoli, quanti ne abbiamo persi? Perché ci sono pure... Aie. Ste flotte non mi piacciono. Guarda che ci... No! Denmark! Va bene. Sono prese tre province. Ma perché i miei alleati non mi aiutano? Questa è una bella domanda. Però mi sono preso una nave pesante inglese. Vabbè. Possiamo dire che comunque qualcosa abbiamo rimediato. Però... Vabbè. No, è buono perché comunque qualche nave da commercio lo dobbiamo fare. Infatti, ne facciamo una decina. Tanto... Voi no, perché ci impiegate sempre troppo. Punto. Non so quante ne ho fatte, non mi interessa. Allora, tu parti. E andiamo all'attacco. No, anzi. Calma. Pronti? No. Ora? Sì. Voi non ci aiutate? Allora, qui siamo in pericolo, senza che ce ne fossimo accorti. Perché quelli hanno quasi finito. Quant'è che sono? 900. No, vabbè, non siamo in pericolo. Però... Ah, è morto. Vediamo se il nuovo è un po' meglio. Va penso. Mica tanto. Chi siete voi? Una flotta nemica. E voi perché scappate? Ma si... No, ma vi odio. Quanto vi odio. No leader, è morto. E voi scappate. Siete una vergogna terribile.
Per fortuna dobbiamo aver avuto... No, non abbiamo avuto più fortuni loro. Non so come abbiamo fatto. Ma quando è che finiamo qua? 30 aprile. Forse conviene scappare. Ma siete... Vabbè, ci sono... Ma siete i geni comunque. Ci avete lasciato nel momento più difficile. Tra l'altro vincevamo questa volta. 9. Non vinciamo, non vinciamo. Porca la miseria. Sarà possibile. Abbiamo perso non so quanti uomini. Ok. Grazie, alleati molto utili. Allora, facciamo pace, va. Non possiamo far pace. Me ne ero dimenticato. Allora, a sto punto cosa facciamo? Un sacco di mercenari. Accidenti, ci stanno distruggendo praticamente, va bene. Perché tra l'altro facciamo così schifo? Non si sa. Sì, qui andiamo a rilento, ok. Perciò guarda se... Mio Dio, ce la fanno. Non ci posso credere se ce la fanno a colonizzare. Ed è tutta colpa nostra, ok. Oh. Non abbiamo più mercenari. Voi che cavoli fate? Ecco, hanno finito l'SD di Palermo. Ah, che bella fine di episodio. Proprio di quelle rallegranti. Grazie anche a voi, carissimi vassalli, insomma, per quello che vi spacciate. Non siete proprio male. Ecco, non ci credo. Sono riuscito a farli finire. Vabbè, non è un problema, non è un problema. Almeno non è un problema grave. Qui c'è uno che non fa niente da 5 anni. Vabbè, mandiamolo a Seminole. Ci credo che adesso siamo a 0 di nuovo. Quanto deve durare adesso sta guerra? Me lo dovete dire voi. Questo è il nostro, sì. Sì. Lo manteniamo.
questo può essere utile più avanti. Vabbè. Abbiamo già assediato. Vabbè. Alla fine ce la siamo cavata. Cerchiamo di non fare gli stessi errori, almeno qua. No! Ok. Questa battaglia è stata programmata proprio perché io la perdessi sempre. Quando è che arrivate, scusate? Vabbè. Vabbè, vinco questa volta. Però in una maniera obbrobriosa. Tra l'altro il mio computer mi risponde in ritardo. Tanto per semplificarmi la vita. Brutto esercito spagnolo malefico io. Ok, ti ho distrutto completamente, mi fa molto piacere. Tu come al solito non hai nessuna qualità d'assedio, quindi non so. Ok, voi tornatemi indietro. No, tu no. Tutti tranne te, dai. Vedetemi qua. E poi li mando nei Caraibi. In effetti un assalto... No, non è possibile l'assalto. Ancora. E voi? No. È un incubo. Allora, veloci, veloci, prima che succeda la stessa cosa. Ah, questa volta è andata meglio. Adesso mi preparo meglio. Ok. Allora. Ma intanto proteggilo a Ragusa, dai. Che mi sento un po' in pericolo a mandarlo troppo lontano. Tu te ne rimani qui, vero? Ok. La Boemia è abbastanza temibile. Zero di manodopera. Wow. Poi spendiamo un po'. Sono riuscito a tornare a zero.
grazie alle mie battaglie molto indovinate. Ok, questa ce la siamo presi. Ci mandiamo questo. E fa in tempo, ottimo. E questa direi di bruciarla e poi chiudere la guerra perché non se ne può più. E voi che cavoli fate? Boh, non sanno neanche far fuori dei ribelli. Non posso chiudere la guerra, è vero? Non posso più. Non ho più Palermo. Savoia? Perché? Se lo chiedono tutti questo. Ecco, invece non ci stupisce che come al solito, insomma, dovevamo aspettarcelo. I nostri alleati hanno lasciato la postazione perché sono proprio geniali. Vabbè. Ui. Wow. Ste caravelle non scherzano. Sono caravelle pericolose. No. No, però scusa, ho visto bene. Sì. Ok, proteggete Ragusa. Forse staccate le danneggiate meglio. Ok, ci siamo ripresi Palermo. Ce l'abbiamo fatta. Dopo 1000 anni di lunghe attese. Ok. A sto punto forse possiamo. Ok. Stiamo tranquilli. Siamo un po' tranquilli adesso, dai. Tutto sommato. Possiamo far pace. Decidiamo definitivamente quando ci torna il diplomatico. Ma direi che la cosa è più che fattibile. Allora, pace. Potremmo magari Tangerino? No. La potremmo solo prendere ma non la prendiamo. Oh, non è più... Wow. Non è più core del Marocco. Davvero? Ecco perché non la potevamo più restituire. A saperlo dovevo fare una pretesa su Tangeri. Non l'annetto perché non ho pretese. Se no l'annettevo molto volentieri. La farò la prossima volta. Invece potresti restituire Melilla al Marocco. No, vabbè, dai. Non esageriamo. Non ci interessa Melilla. Ci costerebbe inutilmente. Portogallo. Con chi devi... Ma con nessuno. Non ci interessano ste cose. Con chi sei alleata, scusa? Solo con i soliti. L'alleanza con la Savoia può essere utile per
per non invogliare la Francia a conquistarla lei al posto nostro. Liberare la Navarra, non credo, tra l'altro non lo farebbero. No, non farebbero niente di tutto questo. Quindi l'unica possibilità è prenderci Tangeri o qualcosa del genere, ma non ci importa. Ah no, però c'è anche, scusate, dimenticavo un piccolo dettaglio. Quest'isola del cavolo. Trinità, ok. E Timucua dov'è? Ah, questa. Che noi bruceremmo subito a sto punto. Allora, impostiamo di nuovo loro come rivali. Ma non avevo tolto gli ottomani e messo i portoghesi come rivali? Ma le cose incomprensibili. Va bene. Adesso costa un po' di meno e direi che la pace è fatta. Ottimo. Si può far pace. Chi mi odierà a Modena? So, i soliti, sempre loro. Che piacere. Vabbè. Mi odiano sempre loro. Sempre indistintamente. Va bene, questa domanda va benissimo. Confermiamola. Ok, poi faremo pace anche con gli inglesi e chiudiamo l'episodio. Mi pare un'ottima idea. Ok. Z. E stiamo convertendo, dai, tutto sommato ce la caviamo. E qui? Non si va tanto avanti. Qui quanti anni siamo? 11 anni di anticipo. Questa è la ragione per cui io pensavo di far prima questo, però lo faccio solo se mi arriva il 25% di anticipo. Allora un momento però, perché qui facciamo un po' una cosa via di mezzo, perché ecco, e una cosa intelligente sarebbe integrarli. Cioè. Ok, adesso facciamo pace pure con loro e non abbiamo altro da chiedere, abbiamo deciso, no? Però magari questo l'accetto. Accettano pure questo. E allora a sto punto che chiedere di più, cioè, sarebbe proprio assurdo. Non stanno facendo altre colonie, no? Le staranno facendo. No, questo è il Portogallo. Questa... Chi è questo? Ah no, ok. Nessuno.
No, sembra di no. Ah sì, chi è questo? Portoghese anche lui. E vabbè, insomma. Guarda che abbiamo scoperto. Sti inglesi malefici. Eh no, allora dobbiamo fare prima questo. Qui chi c'è? Oh mio Dio, no, scherzavo. Allora. Vabbè dai, però chiudiamo qui l'episodio. Dobbiamo solo far pace con gli inglesi. Pace, 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 pace. Qui dovremmo anche far fuori questi. Insomma, tutti vogliono colonizzare. Io provo in tutti i modi a impedirglielo, ma non vogliono demordere. Wow, qui siamo a 100. Sono ancora rivali loro, sì. Non si sa bene come, sì. Facciamo questo. Voglio circondare Costantinopoli. Ah certo, abbiamo integrato 2 province. In effetti forse mi conviene. Di nuovo, ottomani e mamelucchi. La guerra che non finisce mai. Ecco di nuovo i portoghesi. Dov'è che sono? Eccoli. Sempre loro. Facciamo fuori questi. Che hanno un super leader pazzesco. Per di più. Di chi siete alleati voi? Vabbè, passate. Ehi! Come osate? Bah, speriamo non facciano pace tra di loro. Non possono, però spero che non glieli ceda come ha fatto la Russia. Allora. Questa terra è scoperta, per forza è scoperta. Vabbè, allora non c'è bisogno di leader. Allora. Lo Stato e la Chiesa, cosa pensa di me? Non mi vuole bene. Perché non mi vuole mai bene? Cos'è che ho fatto per spendere tutto questo? Army Reformer? Vabbè, per fortuna è morto il più inutile. Allora, prendiamoci questo, dai, che ci dà un po' di disciplina.
Lascia i Caraibi, no, troppo lontani i Caraibi. Per essere lasciati... Ecco, mi ha fatto ricordare per una cosa. Le caravelle. Dov'è la flotta di commercio? Ecco. Vabbè, semplicemente 11 barche. Ok. Allora, queste continuino pure a Ragusa. Come queste anche. Mentre queste vadano ai Caraibi. Non so se ha senso però. Forse no. Momento. Qui abbiamo già tutto noi. No, infatti non ha senso. Ok, andate tutti a Ragusa. Ok. Seminole. Oh, perfetto. E allora sai cosa faccio? Voi volevate colonizzarvela questa? E io me la prendo. Vabbè che forse... Vabbè, è solo un inizio. Forse vale più il potere militare. Ma... Forse no. Io me la prendo. Perché non prenderla, voglio dire. Eccoli qui i portoghesi. Beh, possiamo fare pace. Questa è l'unica cosa chiara che è emersa. Allora, voi che cavoli state aspettando? Abbiamo già 100 in relazioni. Allora, facciamo sta pace e chiudiamo l'episodio, dai. Allora, chi si offende? Nessuno. Ecco, non ci costa niente addirittura. Perché non farlo? Va bene, lo facciamo. Ci prendiamo pure la colonia. Tanto ne abbiamo solo 2 di colonie. Ok, presto fatto. Mandiamo le domande, le richieste. Ok, qui direi... No, non abbiamo più manodopera, è vero? Che razza di posto è questo? Come si chiama? Una Makik. Molto famoso questo luogo, naturalmente. Non lo conoscevate? Ok. Intanto qui abbiamo quasi annesso la... Sì. Ci impieghiamo un po' di più perché non ho capito cosa è successo. Abbiamo forse per l'esaurimento di guerra. Tra l'altro, il solito modificatore antipatico ci causa problemi. Dov'è il modificatore? Dove sono i modificatori? Qua. Devo far così però. La sovraestensione, esatto, lo statuto della restrizione delle pretese, quello che è. Quello che è.
Voi chi cavoli siete? Un momento. Ah, è cultura americana? Ah, giusto. Devo aspettare un giorno e verrà integrata, immagino, ecco. E, vabbè, protestanti. Non... Vabbè, ma li convertirete, immagino. Se ci riuscirete. Immagino, immagino. E questi chi non li aveva viste? Ecco, gli spagnoli. Il fatto che il range di costoro è sempre più allargato. E finché non riesco a conquistare tutta la costa in modo che loro non possano fare proprio più niente, continueranno a rompere. Questo è il brutto. Ma noi li distruggeremo continuamente. Non ci stuferemo mai. Giusto? Voi che cosa volete? Allora, 12. C'è più di così, ragazzi. Abbiamo già la stabilità massima. Antonio Curini non scherza più, è diventato un grande governante. Basta che non muoia, come fanno di solito i migliori governanti che si conoscano. Fatemi fuori, non c'è più, no? Quei pirati. Allora dovremmo ricavare una flotta, una flotticina almeno, con queste caracche un po' malandate. Sì, anche 2 cog magari. E la mandiamo qua. Tanto la chiamiamo... Come la chiamiamo? Ma sì, chiamiamola flotta africana. D'Africa. Suona meglio. Flotta d'Africa. C'è un nome particolare veneziano per dire le flotta? C'è qualcuno che lo sa? Un nome veneziano per dire flotta? Flotta della no. Repubblica. Potremmo... No, chiamiamolo flotta. Chiamiamola semplicemente flotta veneziana. E questa la chiamiamo... Dov'è? È scomparsa. Quinta flotta. Flotta delle Indie occidentali. No, non ci sta. Ok. Flotta dei Caraibi. Anche se adesso non è proprio nei Caraibi. Ok. E le flotte mercantili le chiamiamo... Ah, qui c'è una caracca, giusto? Che quasi quasi rispedisco qua. Se no potrei anche darla... Ma sì, mandiamola a sostegno di quest'altro. Beh, sti nomi forse non servono tanto. Flotta mercantile Caraibi. No.
come si può chiamare una flotta mercantile? C'è un modo più veloce? Me- Vabbè, mercantile dei Caraibi, chiama così. E questa mercantile di Ragusa. Anzi, vabbè, di Ragusa perché non ci sta il Mediterraneo. Va bene, di Ragusa. Così abbiamo pure rinominato le nostre. Abbiamo anche questa che deve aggiungersi qua e queste. Esploratori. Che non vanno avanti da un bel po', tra l'altro. Chi sono i nostri rivali? Sempre loro. Tu hai voglia di cambiarli, sti rivali. Qui dobbiamo recuperare la flotta, tra l'altro. Dov'è la prima flotta? Ok. Siamo proprio pronti. Direi di andare avanti in questa direzione, in modo da. E tra l'altro potremmo esplorare qua. E non riusciamo mai a prendere un'idea qua. Siamo davvero in difficoltà. Forse ci conviene prendere ste due e aspettare un po' per questo, tanto riusciamo sempre a spendere in qualche modo il potere. Semmai costruiremo un sacco di questi. Potremmo fare dei canali, ad esempio. Trade value. Cos'è che aumenti 55? Non si sa. Però io direi farlo a Mantova, su. Sembra conveniente. A Roma. E anche in questo lato. E anche ad Atene, dai. Buono. Stiamo spendendo un po' tanto, ma direi che così si è conclusa la partita. La partita, che partita? L'episodio. Cioè, tutto procede tranquillo, con la solita routine. Stiamo ancora aspettando l'evento dell'Inquisizione, che forse non. A questo punto immagino che non succederà mai più. Va bene, alla prossima.